Una lunga intervista speciale è stata fatta dalla nostra emittente al direttore del gruppo ERAP Mondo Vacanze in merito alla formazione professionale, discutendo sulle tante opportunità che il settore offre per arginare la disoccupazione e trovare nuovi sbocchi professionali nei vari settori del mondo del lavoro. Strutturati in una offerta di circa 500 referenze, che a sua volta 500, quindi di queste 500 referenze fanno parte gli 80 corsi regionali. Queste 500 referenze fanno parte di un'offerta di 12 settori che sono, ecco, ora ci arriviamo, le attestazioni, le abilitazioni, le certificazioni, i corsi di alto perfezionamento, l'alta formazione, i master di primo livello e di secondo livello, le lauree telematiche e paritarie, i diplomi. Insomma, c'è un mondo dove da noi tutte le esigenze formative extrascolastiche o dopo scolastiche vengono esaudite. Quindi da noi tutte le esigenze di carattere formativo, universitario, di scuola paritaria vengono tutte esaudite. Ecco perché la potenza dei numeri che ci consente oggi di incamerare una media di 200 iscritti al giorno e di circa 4.000-4.500 iscritti al mese in tutto, diciamo, il circo, il consorzio ERAP. Questo perché la nostra offerta è veramente vastissima e chi viene da noi trova di tutto. Uso questo termine spesso che magari può essere grevio o volgare. Noi siamo un supermercato, un grandissimo supermercato della formazione dove ci si trova di tutto. Certo, questo sempre legato alla qualità formativa, perché il fatto di avere una vastissima offerta non significa inficiare la qualità di quella che è la nostra attività formativa. Infatti ad Agrigento, dove abbiamo una bella sede a Villaggio Mosè, ad Agrigento, noi siamo cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni, non perché siamo più belli degli altri, ma qua chi giudica da noi è il cliente e soprattutto perché è uno che paga. E guardi che il cliente che paga non è il cliente che non paga, scusi il gioco di parole. Nel nostro mondo, nella formazione c'è il cliente che non paga, che va nell'ente, tanto il corso non lo paga, quindi è il giudizio di quella persona non so fino a che punto può essere veritiero o può bastare. Noi abbiamo una clientela che paga comunque vada e quindi è una clientela molto esigente. Se siamo, e lo dicono i numeri, se siamo oggi il primo ente ad Agrigento città, e ci sarà un motivo, se l'ente incamera numeri esorbitanti, ci sarà un motivo, se noi facciamo circa 300-350 iscritti al mese, con una media di 15 iscritti al giorno ad Agrigento, ci sarà un motivo, perché l'utenza agrigentina ha trovato nell'ERAP un contenitore che mancava, un contenitore dove tu entri e trovi di tutto e comunque una tempistica, una velocità nell'eseguire la formazione diciamo un po' diversa dagli altri. E questo ci ha fatto diventare ad Agrigento il primo ente di formazione.